17° turno del campionato di eccellenza siciliana per il girone B al campo Zia Lisa in Catania. L'Atletico Catania di mister Richichi ospitava l'SSD 1937 Milazzo, formazione atletista invischiata in piena zona play-out, ma che ha comunque maturato un ottimo punto nell'ultima uscita all'Aldo Binanti di Scordia. Di contro i mamertini sono alla quinta posizione in graduatoria, reduci dalla vittoria per 2-1 sulla Ionica tra le mura amiche del Marco Salmeri di Milazzo. Dirigeva l'incontro il signor Sebastiano Gariotto della sezione di Siracusa, a Retusei anche gli assistenti Runza e Tina. Si disponeva con un 4-3-1-2 la formazione mamertina, con lo Monaco tra i pali, retroguardia formata da destra verso sinistra da Franchina, Russo, Marino e Caldore. In mediana ci vanno Alosi, Abate e Longo con Presti. Dietro le due punte Ancione e Pino. Possiamo passare al film della gara che si apre dopo appena 2 giri di orologio col vantaggio del Milazzo, firmato da Fabio Presti, che raccoglie questo pallone al limite dell'area e lo deposita alle spalle di Caruso. La risposta dell'Atletico Catania all'8° con questa punizione di Maimone. Trova il pallone Randis che prova ad andare col destro, trova un attento Lo Monaco sulla sua strada. Un buon Milazzo in questo avvio di gara, con Presti che ci riprova al 12° a bissare il gol del vantaggio. Un minuto più tardi sarà costretto però a abbandonare il campo per infortunio Ancione, al suo posto La Piana. Ci prova allora al quarto d'ora Longo da distanza siderale, interessante il suo mancino ma non quanto basta per bissare il gol del vantaggio. Al 16° allora l'Atletico Catania va vicinissimo all'1-1 con Maimone che scarta anche Lo Monaco, ma non riesce a inquadrare il bersaglio grosso. Non fa di più La Piana dall'altro lato al 27° che si fa ipnotizzare da Caruso. Era stato comunque pescato in posizione di offside. Alla mezz'ora matura il gol del pari per la formazione atletista, preciso arcobaleno di Maimone che pesca la testa di Randis, lasciato colpevolmente solo in area di rigore dalla retroguardia mamertina. 1-1. Ci prova allora il Milazzo sugli sviluppi, un calcio piazzato, va preciso Alosi, ci arriva però Caruso, si distende e mette il pallone in corner. Al 42°, proprio a 3 minuti al termine della prima frazione di gioco, però dagli 11 metri Randis raddoppia e porta in vantaggio l'Atletico Catania. Sarà questa infatti l'ultima emozione del primo tempo, squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-1. La doppietta di Randis ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Presti. Non cambia l'inerzia della sfida in questa ripresa, ancora con Randis scatenato che ci prova dalla distanza, deve alzare in corner un attento Lo Monaco. Sempre Atletico Catania pericolosissimo in avanti. Pochi minuti più tardi infatti Belluso a presentarsi a tu per tu con Lo Monaco, grazie l'estremo difensore rosso-blu calciando a fondo campo. Secondo cambio al 55° con Abate che lascia spazio a Cambria. E sempre l'Atletico Catania e mister Richichi però in avanti con Maimone che mette il pallone per Caruso sul binario opposto. Ancora una volta non riesce però a trovare il gol del KO, lasciando in vita il Milazzo che ha l'occasione di pareggiare con Cambria che potrebbe sfruttare lo scivolone di Travalli. Non riesce però a inquadrare lo specchio della porta difesa da Caruso. Prova allora ad andare direttamente da corner Calogero La Piana. Interessante la sua traiettoria che si spegne alta sulla trasversale per il suo esordio in maglia mamertina. Allora Samuel Portovenero che rileva in campo Longo e proprio dagli sviluppi uno schema a triangolo tra Portovenero e La Piana che nasce un'altra occasione interessante. Infatti il numero 20 rosso-blu, il tiro cross attraversa tutta l'area di rigore non trovando deviazioni. Dall'altro lato al 77° arriva la resa del Milazzo con Presti costretto ad atterrare al limite dell'area di rigore. Belluso, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso ineccepibile da parte del direttore di gara Galiotto. In 10 uomini ora il Milazzo si deve difendere. Maimone stava per bissare il gol che balza un punto sul campo dello Scordia settimana scorsa. Altro cambio con Piccolo all'85° che prende il posto di Caldore, ma ancora una volta il Milazzo non esiste più dietro e allora Lo Monaco è costretto a uscire con le mani fuori dalla propria area di competenza. Addirittura in 9 uomini terminerà la gara la formazione di mister Ferrara. Fa il suo ingresso in campo D'Amico al posto di Pino, ma non ci sarà più tempo. Triplice fischio del direttore di gara Galiotto e game over allo Zia Lisa di Catania. Atletico Catania contro Milazzo è già storia e termina per 2-1 in favore della formazione atletista. Doppietta di Randis e gol di Presti per i mamertini.